God Save the Wine, edizione natalizia, e non può mancare il panettone. Siamo qui con Alice, però questo panettone già dall'aspetto, no, ci ha incuriosito. Poi leggiamo la torre forno a legna e non vogliamo pensare che sia possibile fare panettone nel forno a legna. Invece per fortuna sì. Noi lo facciamo dall'88, è un'antica tradizione la nostra, lo facciamo nel nostro forno a legna, il panettone è a lievitazione naturale, non tutte le tipologie ovviamente di panettone è possibile fare la cottura nel forno a legna, ma questo abbiamo portato stasera sì, perché è il mandorlato, quindi non viene capovolto dopo come viene fatto con il panettone. E poi sarebbe impossibile in un forno a legna mantenerlo. Certo, mantenerlo così. Facciamo anche la versione classica più alto. Questo cotto a legna invece ha una glassa con le mandorle e lo zucchero e diventa tutta croccante nel forno a legna, che gli dà una croccantezza e un sapore unico. Quindi a chi piace, ecco, l'idea del forno alle classico pane a legna toscano, che le vostre specialità, voi siete un forno, fate dalle schiacciate, pani. Certamente, facciamo tutta una produzione toscana artigianale e anche tutta la pasticceria. E un abbinamento, ecco, perché l'abbinamento, vabbè, spumante, vinzato, un abbinamento un po' particolare che ti sei trovata con questo panettone, ecco, perché secondo me il discorso della cottura a legna crea un gusto un po' diverso, quindi che abbinamento è? Siamo in Toscana e stasera questa bellissima edizione di God Save the Wine, io ho trovato un abbinamento molto buono con un vermouth toscano e devo dire che accompagna molto bene le note croccanti e anche forti di questo panettone, quindi lo consiglio. Due elementi di carattere, due prodotti di carattere come questo panettone del vermouth toscano effettivamente funzionano alla grande. Secondo me è perfetto, il pomeriggio la tombola di Natale, bottiglia di vermouth e panettone, poi tanto la sera. Sì, si mangia un dolce della tradizione che non può mancare nella nostra tavola, è d'obbligo, e anche un abbinamento curioso, nuovo e soprattutto un prodotto locale, autentico della nostra Toscana, quindi noi lo consigliamo. È anche rosso, quindi perfettamente natalizio. Grazie mille Alice. Grazie a voi, buon proseguimento.